Difesa del territorio in Veneto significa anche e soprattutto mitigazione del rischio idrogeologico. Oggi ci troviamo sulla riva del Piave, siamo a Cimadolmo in provincia di Treviso, siamo in compagnia di Giampaolo Bottaccini che è assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile del Veneto. Allora, assessore, siamo appunto sul Piave, un fiume che sappiamo bene, ricordiamo nel 66 quello che ha fatto. Insomma, la Regione Veneto in che modo sta operando per mettere in sicurezza questo grande fiume? Ma noi abbiamo avviato dopo l'alluvione del 2010 un piano di opere che prevede investimenti per 2 miliardi e 7 in totale e il piano è stato avviato immediatamente. Abbiamo avviato opere per 911 milioni al momento, 914 cantieri, di questi già 629 sono stati terminati. Ci sono opere di grande rilevanza come i bacini di laminazione che servono a contenere le piene e poi ci sono delle opere che servono a consolidare gli argini e a garantire la sicurezza di quello che sta al di fuori, di fianco agli argini. Sono opere che spesso non si vedono perché sono in località nascoste, non sono nei centri urbani come i posti in cui ci troviamo oggi, e che però sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Dicevo, 911 milioni di euro che sono già in corso di attuazione, cantieri per un importo simile, e poi continueremo con questa opera di mitigazione del rischio. Di questi 911 milioni, 430 circa servono a consolidare gli argini. Solo nel Piave abbiamo investito, nel bacino del Piave, quasi 100 milioni, 97 per la precisione, e c'è ancora molto da fare ovviamente. Come dicevo prima, se abbiamo avviato opere per 911 milioni ma il piano ne prevede 2 miliardi e 7, è evidente che 2/3 delle opere sono ancora da fare. Ma quello che è fondamentale ricordare è che dal 2010 con l'amministrazione Zaia è cambiato l'approccio. Quella macchina che era ferma dal 1926, anno in cui fu realizzato il bacino antipiena di Montebello nel Vicentino, era tutto fermo. Dal 2010 invece siamo partiti con grossi investimenti e lo slogan che usa spesso il presidente Zaia è meno strade e più opere di difesa idraulica, perché la sicurezza dei cittadini deve venire prima di tutto. Assessore, siamo alle Grave di Papadopoli. Ecco, che tipo di intervento è stato fatto qui? Ma noi qui è uno dei, come dicevo prima, degli oltre 900 cantieri che abbiamo attivato, sono opere di consolidamento arginale a protezione del ponte in modo particolare. Ecco, di interventi come questo ne abbiamo realizzati diverse centinaia. Sono, come dicevo, opere che non si vedono, non si notano, ma che sono fondamentali per la sicurezza idraulica. Una battuta, è bene che non si vedano, nel senso che se tu non le realizzi si vedono gli effetti negativi, se le realizzi invece non vedi nessun effetto, quindi per certi versi è bene che non si notino, però è giusto che i cittadini sappiano dove vanno a finire i soldi delle loro tasse in questo tipo di interventi che garantisce maggior sicurezza. Ecco, il Piave è un fiume molto lungo, parte dalla provincia di Belluno, 230 km fino al mare. Ecco, per metterlo davvero in sicurezza, assessore, da molto tempo si parla di questo bacino di Falzè. Tante le resistenze, a che punto secondo lei siamo? Diciamo che noi ci basiamo sulle opere di mitigazione del rischio, su quel piano a cui facevo riferimento prima, che allo stato attuale non prevede l'intervento su Falzè, ma prevede degli interventi più a monte e più a valle, e su cui stiamo avviando gli approfondimenti del caso, naturalmente considerando anche gli aspetti ambientali. In modo particolare mi riferisco per esempio al bacino sulle Grave di Ciano, che è più a monte rispetto all'ipotizzata diga di Falzè, e che dovrebbe consentire, secondo quanto previsto dal piano stralcio approvato dall'autorità di bacino qualche anno fa, dovrebbe consentire di abbattere la piena significativamente, perché dovrebbe essere in grado di contenere quasi 40 milioni di metri cubi di acqua nel caso in cui si manifestasse una piena del Piave. Allora, assessore, quanto è importante lavorare in sinergia con l'autorità di bacino, ma anche con le amministrazioni comunali che hanno un peso
nella gestione del territorio? Noi lavoriamo sempre con le amministrazioni, ma perché questo è previsto anche dalle normative, insomma dobbiamo sentire le amministrazioni locali, dobbiamo sentire tutti. L'autorità di bacino è il luogo in cui vengono approvati i piani che devono difenderci dal rischio idraulico. È ovvio che alla fine dobbiamo arrivare a una sintesi, perché se tutte le amministrazioni dicessero di no è del tutto evidente che non potremo fare opere di mitigazione del rischio, cosa che invece è fondamentale fare, perché la sicurezza dei cittadini deve venire prima di tutto. Quindi si sentono tutte le campane e poi alla fine siamo costretti a decidere all'interno dell'autorità di bacino. Ecco, spiego anche per chi ascolta che cos'è l'autorità di bacino. È un organo ministeriale dove siede anche la Regione Veneto insieme alla Regione Friuli, alla Provincia di Trento, alla Provincia di Bolzano, più altri 5 rappresentanti di vari ministeri. È presieduto dal Ministero dell'Ambiente. Ecco, lì dentro si trova la sintesi per gli interventi che servono per mettere in sicurezza i fiumi. Noi come Veneto abbiamo portato in autorità di bacino quel famoso piano da 2 miliardi e 7 che prevede tutta una serie di interventi cadenzati nel tempo. Ovviamente noi come Regione non abbiamo la disponibilità nel nostro bilancio di 2 miliardi e 7, quindi siamo stati costretti a darci delle priorità. Da qualche parte bisognava partire e abbiamo scelto un criterio scientifico per evitare che tutti i sindaci preoccupati ci tirassero la giacchetta, e quindi abbiamo detto interveniamo prima dove il rischio è più rilevante. E per sapere dove il rischio è più rilevante abbiamo chiesto un supporto all'Università di Padova, che è un riferimento internazionale per quanto riguarda il rischio idraulico. Grazie a Giampaolo Bottaccin, assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile. Restate con noi perché adesso c'è il nostro consueto appuntamento con il punto del direttore dell'informatore agrario. Noi continuiamo però a parlare di rischio idraulico, di gestione del territorio, sempre con l'assessore. Ci spostiamo dove, assessore? Oderzo. Bene, seguiteci.